Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Io sono sempre curioso, no? Chissà che cosa si mangia quest'oggi, chissà cosa c'è di buono quest'oggi. Prima però, attenzione, prima di darvi la sorpresa, lo sponsor. Questo programma vi è offerto da Pasta Anticomunista. Avete problemi con il vicino di casa, troppo di sinistra? Non riuscite a capire quello che dice perché non parla assolutamente l'italiano? Pasta Anticomunista. Shock. Grazie allo sponsor, chiaramente la diamo subito in omaggio al nostro direttore, perché qua di fianco abbiamo direttore con direttore, di direttore per direttore. Buongiorno. Applausi a scena aperta. A direttore, diciamo. A direttore. Abundas abbondandum. Allora, eccoci qua. Oggi facciamo irruzione nel Magna Magna, siamo in tre addirittura, una roba. Però la pasta anticomunista meritava d'altronde, quindi già solo per questo già solo per questo siamo qui. No, in realtà facciamo irruzione, rubiamo pochissimi minuti al Magna Magna per spiegare agli ascoltatori uno sviluppo del palinsesto della radio di cui siamo molto contenti e che quindi volevamo spiegarvi appunto in pochissimo tempo. Io darò solo il titolo, cioè dirò il cosa, poi il come se la vedranno loro, lo spiegheranno loro perché sono loro i protagonisti. Il titolo è il seguente: da lunedì c'è questo sviluppo del palinsesto, appunto il co-direttore Giulio Cainarca passa il testimone della rassegna stampa che fa da 27 anni, non so quante migliaia di prime pagine, non voglio indagare, hai compulsato, e passi il testimone al nostro Sammy Varin, che appunto da lunedì 7:30, 9:30 rassegna stampa di Radio Libertà. Vedete un uomo entusiasta qui alla mia sinistra di questa novità, diciamo, che prevede anche una sveglia, diciamo, antelucana. No, a parte gli scherzi, Sammy Varin farà la rassegna da lunedì, una rassegna, come dire, sempre completa, perché esaminerà tutti i giornali, sempre col nostro sguardo irriverente, controcorrente, anti-mainstream, ma non vi annoio con cose che sapete già. L'altra notizia molto importante è che Giulio Cainarca passa al testimone perché rilancia da lunedì con un nuovo programma, Auto da Fè, che ovviamente straconsiglio, che è un arricchimento oggettivo del nostro palinsesto, anche perché si inserisce perfettamente nel nostro racconto della mattina, che parte con la rassegna stampa, prosegue con l'editoriale liberamente del sottoscritto e poi avrà lo spazio di approfondimento dove il nostro codirettore Giulio Cainarca, come dire, approfondirà la sua visuale sull'attualità, sul mondo, sui nostri tempi, e quindi io lascerei a lui e poi a Sammy illustrare come concretamente da lunedì ci sono queste novità che io non solo ho voluto, ma di cui sono strafelice e considero che sia un ulteriore miglioramento della nostra offerta. Prego a voi. Vai Sammy, tocca a te. Allora, posso ripetere la frase che vi ho detto quando mi avete convocato di là in direzione? La frase famosa è: sono inorridito, con la mia faccia così, no? Con gli occhi strabuzzati, che è quella che già cominciate a vedere queste ore. Sono inorridito. Per me è un onore gigantesco, onere ancora di più, soprattutto ancora adesso non ci credo, nel senso che la rassegna stampa è Giulio Cainarca, però c'è la promessa appunto di questo rilancio, come mi dicevate, e questo rilancio subito dopo la rassegna stampa che allarga la visuale della rassegna stampa che farò io, che sarà molto dinamica, ritmata, irriverente sicuramente, ma sarà una rassegna stampa che profumerà di polenta taragna e quindi di territorio, di tradizioni, di lingue, di dialetti, di ascoltatori, perché aprirò i telefoni quasi subito, vi leggerò i titoli, vi leggerò qualche approfondimento, gli editoriali, ma poi sarete voi ascoltatori quelli che faranno gli editoriali, quelli che ci diranno da che parte stiamo andando, dove stiamo sbagliando, dove la stiamo azzeccando, perché come dico sempre la verità sta nel mezzo. Per cui una rassegna stampa vostra, nel mezzo ancora radiofonico, ovviamente. Ma è chiaro, è nel mezzo radiofonico, certo. È una rassegna stampa molto molto easy,
possiamo dire così, ecco, semplice per avvicinare o magari cercare di riavvicinare la gente alla buona politica, che c'è ancora. E nonostante tutti dicano l'opposto, ci crediamo ancora nella buona politica, c'è un'insoddisfazione quotidiana nei nostri ascoltatori, noi vogliamo portare anche delle buone notizie, senza, sappiamo bene, avere la famosa bacchetta magica. Non c'è la bacchetta magica. Questa è la mia idea di rassegna stampa, però attenzione, giorno per giorno poi l'aggiusteremo, sentendo voi ascoltatori, ascoltando, proprio prendendomi per mano come abbiamo fatto a Pontida e cercando di capire meglio dove andare. Giulio. Hai detto tutto tu per quanto riguarda la rassegna stampa, che secondo me in sintesi va più nello spirito dei tempi, questo ho detto anche stamattina, no? Sammy è più nello spirito di questi tempi. I tempi sono cambiati, 27 anni fa era tutto un altro mondo, però mi piace molto l'idea di fare una operazione diversa a proposito di spirito dei tempi, perché la mia trasmissione è Auto da Fè, che prende spunto così un po' letterariamente da un romanzo del secolo scorso, però tra due guerre in un periodo molto particolare dove le dittature esplosero dappertutto, non solo quelle di destra ma anche quelle di sinistra, e quindi diciamo in un'epoca che mi richiama un po' per certi versi, fatte le proporzioni, l'epoca attuale. Però non la voglio fare troppo complessa, la cosa è molto semplice, cercare di fare la stessa operazione, cioè cogliere lo spirito dei tempi, ma non più seguendo le notizie della rassegna stampa una per una, dei giornali che valgono sempre di meno secondo me e che illustrano lo spirito dei tempi molto meno di prima, ma cercare di farlo con interlocutori, con ospiti e con l'ascolto delle persone per strada, che è ciò che farò nella nuova rubrica almeno settimanalmente. Per cogliere lo spirito dei tempi in un altro modo, perché tutti questi anni l'ho fatto cercando di tirarlo fuori dal mainstream, diciamo grosso modo, e anche dall'anti-mainstream, perché a volte facevo ricorso a testate diverse, eccetera, però comunque in un ambito molto ristretto di comunicazione alla fine, perché si è sempre più ristretto l'ambito dei giornali e della comunicazione classica della rassegna stampa. Figuratevi che nel 97 praticamente eravamo io e Bordin, no, a fare 2 ore di rassegna stampa, Bordin su Radio Radicale. Adesso è cambiato veramente completamente il mondo, no? Citavo ieri un maestro, Guglielmo Zucconi, che diceva all'epoca, quando andavamo all'università, pieni anni 90, che i giornali devono essere accattivanti, brillanti, interessanti, perché uno li legge mentre sta cagando oppure mentre sta prendendo il tram ed è appeso con la mano alla cosa del tram. Quindi devi tirarlo dentro, affascinarlo. Oggi uno va a cagare, diciamo, va sul tram con il telefonino in mano, quindi del giornale non gliene frega più niente a nessuno, diciamo sostanzialmente. È uno strumento attraverso il quale si parlano le elite più che i popoli, no? Più che le persone normali. E a me piacerebbe adesso invece far capire come funziona il mondo dal punto di vista delle persone normali, con il colloquio con persone magari interessanti. Lunedì abbiamo un esordio con un grande vecchio del nostro paese che ha fatto l'operaio, ha fatto il manager, ha fatto il giornalista, ha fatto lo scrittore, Riccardo Ruggeri, molti lo ricorderanno. Abbiamo fatto una quarantina di minuti già di chiacchierata che tocca un po' tutto, no? E fa appunto capire un po' lo spirito dei tempi, come sono mutati, cosa è successo. Mi piacerebbe fare questo, che è un mestiere diverso dalla rassegna stampa, che continua a essere invece più nelle corde di Sammy, secondo me, come un momento più di mobilitazione, ecco, non più quella vecchia rassegna stampa che serviva una volta per... Adesso serve, diciamo, forse più a mobilitare, diciamo, a riconoscersi in qualcosa, a fare movimento, diciamo, e soprattutto, diciamo, è più nel tuo spirito, secondo me, essere in questi tempi. E lo dico, diciamo, oggettivamente, da osservatore. Ecco. No, vi ringrazio, è uno spirito ottimista nonostante tutto, ecco, io mi giudico così, nonostante tutto, nonostante anche noi che come radio ci barcameniamo da anni in questo mare di flutti, ma nonostante tutto ci crediamo, siamo ottimisti e soprattutto pensiamo di fare un servizio importantissimo, soprattutto ce lo dite voi, cari ascoltatori in diretta, e non possiamo fermarci nonostante le problematiche e nonostante molti purtroppo pensino che la politica sia tutto un
Magna. Io faccio solo una postilla velocissima prima di maniare e dico che, come al solito, essendo nella vocazione storica originaria di questa radio, come sa meglio di tutti Giulio Cainarca, a noi poi interessa, voi siete una comunità attiva ovviamente, non passiva, quindi il vostro parere, la vostra interazione con la nuova rassegna stampa, il vostro parere sulla nuova trasmissione di Giulio, insomma è un rilancio anzitutto nei vostri confronti, ecco, questo ci tenevo a ribadirlo. Per il resto io sono pronto a mangiare soprattutto la pasta anticomunista. E noi allora ringraziamo il nostro sponsor, la pasta anticomunista che risolve tutti i problemi, e ringraziando la Lega Toscana a proposito di territorio, che ha avuto questa splendida idea, un gadget che è andato a ruba nella grande Pontida 2024. Me la chiedono se si può spedirla via internet, e non siamo mica Babbo Natale, non siamo l'ufficio spedizioni, cercatela presso la Lega Toscana. Andiamo a mangiare? Cosa dite? C'è altro da aggiungere? No, io direi di no. Per me no, per me puoi andare. Ecco, vedete, mi hanno dato la benedizione. Cosa mangi oggi? Cos'è che si mangia nel magna di oggi? Non si mangia la pasta comunista, ma dobbiamo buttarla. Adesso abbiamo messo sull'acqua. Non è comunista, è anticomunista. Sai che qua tra potere al popolo, magna. Sapete che Rizzo è il mio amato Rizzo. Quando è che lo invitiamo in studio? Posso chiedere al direttore quando invitiamo Rizzo? Posso dirti che dal mio punto di vista Rizzo ha detto una cosa filosoficamente molto pregnante ultimamente. Ha detto: mi piace la gnocca, non rompetemi le palle per questo. In epoca woke è un manifesto filosofico, diciamo. Quindi Rizzo lo puoi invitare quando vuoi. Fantastico, Rizzo, hai sentito? Bene, allora per il momento è tutto. Ringraziamo i nostri ascoltatori, ma soprattutto avanti così con la nostra controinformazione più potente che mai. A più tardi. Avete ascoltato È tutto magna magna,